Mi sembra proprio che esprima il carattere di Bassano. Probabilmente hanno sbagliato le date, perché all'inizio sembra più prima della guerra che dopo. Bassano non è questa e questo è certo. Di padre in figlia nettamente stroncata dai bassanesi delusi da una trama banale e povera di spunti, in un colpo solo ha raccolto tutti i peggiori cliché del popolo veneto. Ho pensato i siciliani saranno molto contenti visto che noi li vediamo sempre come mafiosi. Non mi è piaciuta tanto, sinceramente, perché ci ha dato un po' l'idea degli ubriaconi. Non mi piace, sinceramente. Non ho trovato neanche gli attori bravi come interpretazione. Dovevo sempre vederla, poi ho sentito la terza puntata che era un po' degenerata e così le ho registrate, non vedo né la prima né la seconda e non vedrò neanche la quarta. Alcol e violenza, tradimento, evasione e praticamente quasi tutti i nostri valori fondanti, come la famiglia e il lavoro, vengono stravolti e calpestati. Mi è piaciuto Bassano, mi è piaciuto moltissimo, i discorsi erano molto belli, la sceneggiatura c'è la fotografia molto bella, la storia no, non mi ha fatto impazzire sinceramente. Come se dagli anni 70 ad oggi nulla fosse cambiato. A me ha inquietato tanto l'argomento perché dimostra quello che in pratica esiste ancora un po' troppo forte forse. È rimasta un po' delusa. Un po' male ci sono rimasta. Una fiction che ha beneficiato dei contributi statali e regionali, dei nostri contributi, che è stata seguita dai bassanesi. Sulla bocca di qualcuno forse la definizione più appropriata. Un'occasione persa perché poteva essere una bella comunicazione per la città.